l'Associazione Rinascimento Sangiangese, ringrazio il sindaco di San Gavino, ringrazio Ornella per aver organizzato con l'associazione questo convegno. Il primo contatto è venuto grazie a lei, quello di coinvolto il professore, insomma abbiamo partecipato molto volentieri a questa iniziativa che appunto si concentra sui bassorilievi degli Arborea nel XIV secolo, di cui un po' appunto è stato accennato, però non poteva dilungarsi più di tanto su ognuno di loro il professore. Parliamo di Mariano IV, che è rappresentato anche in altre immagini, non solo dipinti, ma anche in qualche bassorilievo probabilmente. Qui torniamo alla chiesa del San Serafino di Chilarza, perché l'immagine fatta vedere dal professore della nuova presunta Eleonora d'Arborea San Serafino di Chilarza è in una posizione non casuale, poi lo vedremo. E questa architrave dovrebbe essere un'immagine che rappresenta appunto Mariano IV. Mariano IV che è un po' ormai, grazie a questa svolta storiografica, abbiamo visto essere il sovrano che dal 1353 fino alla sua morte nel 76, come testimoniano appunto le carte del processo contro la Arborea, ha tenuto testa la più grande potenza mediterranea di quei tempi, che era la Corona d'Aragona. E l'ha fatto non solo militarmente, soprattutto militarmente, diplomaticamente, strategicamente, ma l'ha fatto anche con i simboli, rovesciando lo stemma della sua famiglia, come è stato, portando l'albero del radicato sopra i pali di Aragona, per cui dando un evidente segnale anche simbolico alle sue scelte. È colui che ha portato a fare la Sardegna quasi tutta arborense in questa guerra. È colui che già prima che diventasse re, quando era ancora principe, quando era ancora conte di Cocerno, signore di Marmilla, nel 1340 fa compiere un'azione al suo castellano di Marmilla, vexillo elevato, mano armata, mente deliberata. Non era una razzia, aveva un vessillo elevato, per cui già da quando era rappresentato a 8 anni come principe, in Spagna si direbbe infante, anche se in realtà era il secondogenito, ma era il preferito dal padre. Manifestava già una certa insofferenza alla convivenza con i catalano-aragonesi della Sardegna. Ecco, questo è il documento che ci tramanda questa, che può essere definita una razzia, ma più che altro un'azione di guerra, stoppata quasi immediatamente. E la sua ascesa, la sua azione viene stroncata solo con l'epidemia di peste del 1376.
Castelli. Lo troviamo anche rappresentato, qui faccio un po' di pubblicità al Museo Muda di Las Plasas Federico, da Simeone Latini, che interpreta Mariano IV nella fiction che gira appunto al Museo Muda, perché questi personaggi meriterebbero di essere rappresentati anche oggi con linguaggi odierni, perché devono parlare di genti sarde, non solo sarde di oggi, e mi fa piacere che l'organizzazione abbia fatto in modo che ci siano le scolaresche presenti, insomma noi un po' più grandi di età siamo rovinati, siamo persi. È bene creare nuove generazioni consapevoli del loro passato e di come questo può servire per il futuro. Questi peducci rappresentano un nome terzo, appunto morto con la figlia ucciso nel 1383, rappresentano Eleonora d'Alborea, non quella della statua di Oristano. Anche Eleonora d'Alborea, rappresentata regina reggente per i figli Federico e Mariano, rappresentata in altre effigi, e come vi dicevo quella di San Serafino è in una posizione particolare, non è messa lì a caso, perché è messa in quello che era l'ingresso della chiesa di San Serafino medievale ed è messa sotto l'albero predicato, in una posizione il peduccio sotto a destra per chi entrava, in una posizione insomma significativa probabilmente. Sotto un'architrave che comunque rappresentava una scena che probabilmente vede protagonista Mariana, per cui una posizione che tutti coloro che entravano in chiesa dovevano notare, però poi non entro ulteriormente in questi aspetti. Eleonora che è diventata colei che dà il titolo a tutti i castelli. Il castello di Marlilla nella documentazione è conosciuto come castello di Eleonora, ma non so se Eleonora vi abbia mai messo piede. Il falco di Eleonora, Castelgenovese, sicuramente Eleonora ci fu, ma ci visse come nella biografia di Eleonora è attestato. Il castello di San Luri, conosciuto come castello di Eleonora, castello di Monreale, probabilmente vi soggiornò Eleonora, castello della Fava Posada, detto di Eleonora d'Alborea, castello di Goceano, dove probabilmente passò, castello di Medusa San Geo. Fu la giudicessa Eleonora nel 1339 a restaurare alcune parti, inviando poi una guarnigione, ma nella documentazione non c'è traccia di questa situazione qui. Eleonora ha costruito tutti i castelli, ha costruito Sardaglia di Arboria, nell'edizione di Luciano Carta dell'Angius. Il famoso castello di Gales, conosciuto ai tempi di Salvatore Angelo Scinto nel 1873 come castello di Eleonora, ma probabilmente i tempi di Eleonora forse, non dico che fosse includere, ma forse non aveva più quell'importanza strategica di allora. Certo, Eleonora quando venne invitata a Oristano, venne chiamata a Oristano per reggere a nome del suo figlio primogenito il regno di Arborea, cavalcò lei dice per tutte le città, le terre, i castelli appartenuti al mio suddetto fratello Ugone III, eccettuata Sassari, per cui quasi tutta la Sardegna in quel momento era arborense, perché nei primi anni 80 del 300 quasi tutta la Sardegna era arborense. Quella Sardegna che, come ha detto il professore, arborense per conquista, per buona e giusta guerra, venne con la pace del 1388 ceduta di nuovo ai catalano-aragonesi del Regno di Sardegna in cambio della libertà dell'amato marito. Insomma, se non è un gesto d'amore questo, non so che cosa potesse essere.
Questi pelucci rappresentano anche Brancaleone Doria, colui che, liberato grazie a quella pace, a quello scambio, a quel ricatto che a Carano Aragonese tornò in Arborea ancora più esacerbato di prima, prese le redini militari del regno che era retto da sua moglie e tra il 91, come ci testimoniano sempre le carte del processo contro la Arborea, tra il 91 e il 1407 riportò la situazione a come era prima della pace, cioè riprese quasi tutti i territori, agendo a nome e per conto di Eleonora, sua moglie reggente, dei suoi figli, prima Federico, poi Mariano, appunto sovrani minorenni. Ma questi sovrani e duci che abbiamo visto rappresentati qui, per duci intendo comandanti militari come Brancaleone, rivendicavano una sovranità solo strumentale, cioè cucita addosso alle loro esigenze personali, una sovranità solo per loro che avevano una corona in testa, oppure si trattava di una sovranità statuale, cioè che va al di là di questi personaggi rappresentati qui. Ovviamente questi sono i personaggi sovrani che si succedettero in questo Stato, Regno di Arborea, nel 300, però anche tutti i predecessori avevano non rivendicato, avevano rivestito, perché governavano uno Stato avente titolo di regno, questa sovranità, che significa non riconoscere nessuno sopra di loro, se non il Papa e l'Imperatore, come tutti gli Stati medievali di allora. Qui c'è una scossa, come tocco mi viene, c'è una dispersione elettrica, una sovranità che di fatto e di diritto apparteneva a loro almeno da quando Xerxes la rivendicò intorno al 1000. Chi era Xerxes? È il primo arconte di Arborea, in un sigillo rinvenuto a San Giorgio vicino a Cabras, al territorio di Cabras. Quando lui si definisce arconte di Arborea e non arconte della Medeia, cioè della regione dipendente da Calari, ma arconte di Arborea, per cui è una dichiarazione di sovranità. Io qui governo col titolo di arconte senza dipendere da nessuno. E lo dichiarerà appunto in quelle testimonianze raccolte, anche di parte raccolte nel processo. Brancaleone Doria, in una lettera in qualità di capitano militare del Regno di Arborea, lo dichiarerà in una lettera al governatore del Regno di Sardegna e Corsica, Jean de Montpuy, nel 1393, dicendo che la qual casa di Arborea detiene da 500 anni questa signoria nell'isola e non l'abbiamo né l'abbiamo avuta da un re o da una regina, si intendeva catalani ovviamente, e allora non siamo tenuti ad obbedire come i baroni di Sicilia, dal momento che la signoria e il dominio ci vengono da parte di Madonna Eleonora, figlia e succeditrice tramite il padre del Regno di Arborea. Per cui non è una sovranità personale, arriva una persona che si prende il titolo, era lo Stato sovrano in quel momento aveva la coscienza di dichiararlo in questo modo. Poi ovviamente non sappiamo se in 500 anni sia un'iperbolica esagerazione o la realtà dei fatti attestata negli archivi di Arborea, che allora esistevano, lo dicono i documenti, poi li abbiamo persi. Ma appunto vorrei in questa sede sottolineare che non è questo che importa. Ciò che importa è che ciascuno di questi capi di Stato, da Xerxes che conosciamo, poi chissà se ce ne siano stati prima, fino a Eleonora, fino a Federico, fino a Mariano, fino a Guglielmo di Borbone, governò il proprio loro in maniera sovrana, combattendo contro chi questa sovranità voleva togliere. Con alleanze, con guerre, con paci,
con rapporti matrimoniali o vassalatici, come si usava allora, talvolta strategicamente ben architettati. Mariano era un maestro della diplomazia nel tessere i rapporti internazionali che permettevano al suo Stato di sopravvivere alla più grande potenza mediterranea di allora. Un po' forse parlavo con Francisco qualche settimana fa e ci trovavamo nel fatto che i catalani hanno fatto forse il passo più lungo della gamba, non avendo intessuto rapporti, quelli di oggi, che gli hanno consentito di difendere le loro scelte. Mariano in questo era un maestro, seppe tessere rapporti tramite i matrimoni dei figli, tramite rapporti con gli altri stati euromediterranei di allora, ben architettati. Tra l'altro ci furono dei rapporti fallimentari. Probabilmente Ugone II, il padre, quando stava per morire prima del suo testamento, si pentì di aver stretto un rapporto vassallatico, come si usava, ripeto, con la corona d'Aragona. Fu una scelta sbagliata, ma ai suoi occhi in quel momento era un modo per continuare a governare il suo regno. Ma erano appunto sovrani, fin dal principio, fin da quando smisero di essere una mereglia di cavari, che sia 400 che sia 500 anni prima, appunto non importa. Poi speriamo che dati materiali o documentari possano illuminarci in questi secoli bui e prendere un po' il titolo degli atti del convegno curato da Rossani. E questa sovranità non era personale, era dello Stato alborense, non era strumentale di una singola persona, come non lo dovrebbe essere neanche oggi. Per cui la proposta finale, e qui chiudo così c'è lo spazio giusto anche per chi dovrà seguire nelle prossime relazioni. La proposta è che il Pantheon, oltre a rappresentare questi 4 grandi personaggi del regno di Arborea, sia il Pantheon dello Stato alborense, e nella valorizzazione spero che poi l'associazione, l'amministrazione comunale e anche i livelli superiori delle amministrazioni, insomma, si rendano conto dell'importante patrimonio simbolico e culturale che c'è qui a San Gavino e lo rappresentino per quello che deve essere. Grazie.